La cappella della Madonna del Rosario fu costruita da un artista svizzero. Melchior Widmar fu chiamato in santuario per realizzare 2 grandi tele tuttora esposte, l'Adorazione di Gesù e la Circoncisione di Gesù. Chiese e ottenne di essere sepolto nel santuario lui e i suoi discendenti, come accade tuttora. Realizzò questa cappella a sue spese ed è una delle 2 strutture che hanno subito pochi danni nel terremoto e sono rimaste sostanzialmente intatte, come si può vedere dagli stucchi e dagli affreschi della volta. La statua che si vede fu scolpita nel 1939 al posto di una precedente ed ha proprio la realizzazione di quale potenza abbia la preghiera del Rosario. Il santuario nella sua veste attuale, ricostruito dopo il terremoto del 1976, per decorarlo fu chiamato soprattutto un artista friulano, Arrigo Poz. Il mosaico che vedete alle mie spalle e che percorre tutta la larghezza della chiesa rappresenta il cosmo. Le rotondità sono i pianeti, al centro vi è una cometa che passa velocissima. Quella cometa rappresenta il Figlio di Dio Gesù, che è da prima del tempo e che percorre il tempo. Vedete che inizia con una scia di colore blu e dopo si concretizza con una scia bianca, esattamente centrata con l'altare, e rappresenta proprio l'Eucaristia. Uno dei quadri più importanti esposti in questo santuario fu dipinto dal Benedetto Carpaccio nel 1541 e rappresenta l'adorazione del nome di Gesù. I personaggi raffigurati sono da sinistra a destra Giovanni il Battista, poi c'è San Francesco d'Assisi, San Bernardino da Siena che porta nella Chiesa tutta la devozione al nome di Gesù e poi ancora San Paolo rappresentato con la spada in mano. Arrigo Poz preparò anche il disegno di questo rosone, una vetrata che raffigura il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi. Potete vedere al centro Fratello Sole, sulla destra Sorella Luna e le stelle, e poi ancora l'aere, il nubilo, e poi sotto Frate Fuoco per lo quale enallumini la notte. È una visione veramente moderna, quella di San Francesco d'Assisi, perché prima gli uomini, in particolare i contadini del suo tempo, vedevano quasi come una maledizione la grande fatica del lavorare la terra. E invece, se si sa di avere Dio per padre, allora si apprezza anche la bellezza della natura. L'architetto che realizzò la ricostruzione del santuario dopo il terremoto cercò di rendere anche plasticamente la forza distruttrice in modo che le persone non dimenticassero l'evento. Se guardiamo il tetto del Tempio, vediamo tutta una serie di capriate parallele fra loro, simmetriche, ben disposte. E invece la zona che sovrasta il presbiterio è tutto fuorché armonica e regolare. Rappresenta lo squarcio che è stato prodotto dal terremoto nella chiesa e naturalmente anche nel Friuli.
Il canto numero 114. Cristo sorge, Cristo fa, alleluia. Al Re dei secoli eterni, al Signor della vita e vincente, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa. All'agnello ai Cristo nei cieli, suoni perenne la lode e la gloria. Cristo fa, alleluia. Nei cuori festanti del regno dei cieli, ondore di Dio, i suoi Cristo risorge, Cristo Dio, alleluia. Nel nome del Figlio e dello Spirito, il Signore sia con tutti voi. Pace di Dio nostro Padre e del Signore Gesù con tutti voi. Oggi la solennità del il ritorno glorioso di Gesù Padre. È glorificata anche la nostra natura umana. E ha salvato e redento.
alla gloria di posto per tutti coloro che la vogliono, per tutti abbiamo accolto il suo e voi come lui per celebrare degnamente allora questa solennità alla Chiesa, Padre, che tenga della nostra dei nostri bisogni. Signore sceso al cielo, Kyrie eleison, Cristo che ci sostieni con la tua Cristo, ci fai dono del potente, ordine di noi i nostri peccati e ci conduca gloria a Dio nell'alto dei cieli. Grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria di Dio Padre, preghiamo. Questa Chiesa, il mistero che celebra in questa liturgia, che io a cielo è innalzata accanto a te e noi, suo corpo, speranza, diretto nostro capo, nostra gloria, per egli e Dio vive e regna con l'unità dello Spirito Santo tutti i secoli dei secoli. Degli Apostoli. Nel primo racconto ho tutto quello che Gesù fece e in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni che si era scelti per mezzo santo, egli si mostrò a essi dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro e parlando delle riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi, ma di attendere della promessa del Padre. Quella disse: avete me, Giovanni in acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in spirito. Quelli dunque
questo quale ricostituirai il regno per Israele. Ma egli rispose, non spetta o momentaneo, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su ed in tutta la Giudea, la Samaria, ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube ai loro occhi. Stavano fissando il cielo, quando ecco 2 uomini in bianche vesti si presentarono a loro. Uomini, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto, verrà allo stesso, l'avete visto? Parola di Dio. Grazie a Dio. Signore, tra canti di gioia. Signore, tra canti di gioia. Di tutti, battete le mani, acclamate Dio con gioia, che Signore l'Altissimo, grande è la terra. Dio azioni, il Signore è alba, cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Dio e Re di tutta, cantate inni, Dio regna, siede, trono santo. Dalla lettera di San Paolo Apostoli, Dio del Gesù Cristo, uno spirito di sapienza e rivelazione per una profonda conoscenza di Lui, gli occhi del vostro cuore per farvi a quale speranza vi ha chiamati, racchiude la sua eredità e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza noi che crediamo e del suo egli l'ha manifestato, suscitò e lo fece sedere tra nei al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, nome che viene non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto infatti sotto i suoi piedi e lo ha dato al su tutto e il corpo della pienezza di tutte le cose. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Andate, Paoli dice il Signore, con voi tutti fino all'elmo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi.
Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in casa. Gesù aveva loro indicato. Si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni vero e sulla andate i popoli nel nome del Figlio dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare ciò che vi ho comandato. Io sono con voi tutti i giorni fino alla e passione. Miei sorelle, stiamo celebrando del gloria del Padre dopo quello che aveva missione proprio con la vita terrena. Gesù lascia la vita di questo nostro per tornare alla gloria del Messia, per curare il nostro. Per questa ragione aveva dato la nostra fragilità, come noi, i nostri limiti, la fragilità per intero, per poterla ora la missione del Figlio è compiuta. L'umanità e il Padre, il Figlio, risorgendo da morte e ora ridonandogli la sua, la gloria, come dice, quella gloria aveva dell'inizio dei tempi. La lettura da Luca verso gli anni 80. Luca parte della due degli apostoli. Gesù risorse secondo gli apostoli 40 giorni. Sappiamo che i numeri nella Bibbia hanno un valore numerico, un valore matematico. Tempo, giorni. Ricordiamo e Gesù parlava soprattutto di questo grande progetto uscito dal cuore una salvezza nuova per tutto la sogno di questa presenza per la Gesù e soprattutto poi per la missione per loro sarete testimoni della mia parola, del mio insegnamento, testimoni della mia risurrezione.
da Gerusalemme, vedete l'adempimento delle promesse che sono fra non molto stati nello Spirito Santo, e diverrete miei testimoni in Gerusalemme, Giudea, fino agli ultimi confini della terra. Dopodiché Gesù fu verso Betania, non molto, ma Gesù li benedì, Gesù li lascia con una grande benedizione piena di affetto, lo tolse. Fin qui racconta Luca, ma la storia di Gesù sappiamo non è con la vendita, qui si ha una presenza dentro la Chiesa, risorge in mezzo ai suoi, vi lascio soli, non vi lascio orfani. Voi dite ai nostri politici, ma a lui no, a lui dobbiamo credere, lui rimarrà con noi fino alla fine dei tempi. Il gruppo della Chiesa. Annuncia il ferimento della missione dato agli apostoli da Gesù. Andate in tutto il cielo, chi si frigga con questo annuncio sale l'intero umano, e perfino le creature viventi sono chiamate come a un risveglio, fare la vita nuova che Gesù ha eritato con la sua passione e risurrezione. La Chiesa di Gesù è la testimonianza con la voglia per tutti, una voglia piena di speranza. Tanti non possiamo non ricordare Gesù, il Padre, ha portato quello che non aveva quando ha portato con sé la nostra vita, che però ora sentiremo la preghiera, ma con gioia questo momento. Signore, ricorderemo nel prefazio, Signore salito al cielo, non ci ha abbandonato la nostra povertà, della nostra condizione, ma ci ha preceduti nella dimora eterna per darci la serena fiducia che il capo, il primogenito, saremo membra uniti nella stessa gloria. Questa è una grande promessa e ci riempie speranza. Il futuro con gli occhi grandi della fede guardiamo lontano e ci fidiamo di Dio. Purtroppo
che non condivide la nostra fede, non c'è futuro per loro, per torno, risurrezione in cuore, quello che ci attende noi che crediamo è la del Padre, chiuderci Lui che saremo con Lui. Gesù è ritornando in questa terra, e alla quale il nostro cuore, ma siamo creature umane, terra non ci appartiene. Un giorno dovremmo lasciare Dio il Padre e tutti su un'altra sponda dell'esperienza. Di questo il Padre ci attende, è un giorno prodato, Lui ci vuole, grandi suoi figli. Facciamo Dio creatore del cielo, della terra, e in Gesù come Figlio. Lo Spirito Santo nacque da Maria, vestì sotto Ponzio Pilato, riso, morì e fu sepolto, scese agli inferi, terzo salì allo cielo, Dio Padre, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, la risurrezione. Sorelle, Signore, siede alla destra del Padre, intercede per noi, con fiducia diciamo, ascoltaci, o Signore. Chiesa, da Cristo Gesù, per continuare, sappia offrire a tutti la ricchezza del Vangelo. Preghiamo. Per le autorità dello Stato, progresso e il rispetto della libertà, sia e di ogni persona. Preghiamo. Per quanti otto della comunità sociale, con responsabilità per la nostra comunità, questo Signore in voi il cielo e ravvivi la nostra fraternità. O Padre che hai risuscitato il tuo Figlio, Gesù alzato alla tua destra, donaci di conformarci a contemplarlo nella gioia del cielo, Cristo nostro Signore.
sei tu, se l'universo dalla tua bontà abbiamo ricevuto pane, frutto della terra e del lavoro lode perché è il cibo di vita. Io dopo ho avuto questo vino, frutto della luce, sentiamo a te, senti per noi bevanda di salvezza, che sia gradito Figlio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, India, radunati di Dio possa offrire di potere. Tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, lo siede alla tua destra per inter nostro favore, compiena grazia per ricevere la tua vita. Per Signore, il Signore voi, i nostri cuori, rendiamo grazie al Dio. Ed è giusto dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo. Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato, salito al cielo, redentore tra Dio, giudice, Signore dell'universo, vorrei darci condizione umana, ma per piena fiducia che dove Lui cade, siamo anche noi sue membra nella stessa. Perché nella pienezza della gioia, l'umanità esulta, i santi, noi con loro la tua. Santo, Santo, Dio diverso, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto. Benedetto colui che viene nel Dio, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto cieli. Sei tuo Padre, quantità di santifica questi giorni del tuo Spirito.
perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Gesù. Egli, consegnandosi volontariamente alla rese grazie, lo spezzò e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto per voi. Allora, aver cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede. Disse: questo è il mio sangue per la nuova ed eterna alleanza in memoria della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio, il pane della vita, il calice della salvezza, i resi degni di presenza a compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente nel corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo, il Padre della tua Chiesa, diffusa su tutti, convocata nel giorno glorioso della in cui Cristo è stato costituito sì. Rendila perfetta nell'amore, in unione con i suoi liberi, diaconi, persone consacrate, corpi dati nella resurrezione, nella tua misericordia ricordi tutti i defunti, ammettili a tuo volto, di misericordia parte alla vita insieme con la Beata Maria di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i martiri e tutti ogni tempo di la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha donato Spirito con la fiducia e la libertà dei figli del Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga da parte come dacci oggi il nostro, come anche noi ti ripetiamo e non la tentazione. Da tutti concedi la pace ai nostri giorni della tua misericordia, sicuri da ogni nell'attesa che si compia la beata e venga il nostro Gesù Cristo,
Signore Gesù, che hai detto ai tuoi con la mia pace, guardare i nostri peccati, ma la fede della pietà e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli, la pace del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, invitati alla cena. Di Cristo mi guardino per la vita. Il Santo 99. C'è di un grido di suono alleluia, si trionfa alleluia, 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 morte di croce di pace, alleluia, ora gloria, alleluia, 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 Cristo ravvivo, alleluia, ti risorgiamo insieme, alleluia, 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 tutta la meraviglia, sol tuo cielo, alleluia, 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 gloria alla Trinità, alleluia, 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 alleluia.
Dio onnipotente ed eterno che pellegrino sulla terra suscita in noi il desiderio dove nuova gloria, onore, visi nella solennità verranno consegnate raccolte nelle collaborazioni per zone terremotate. Varie enti e associazioni stanno raccogliendo offerte per la gente che vive in Italia. Conosciamo la difficoltà sono fratelli nostri meno fortunati in stanza, molti di loro, tutto. Continua l'orario in santuario ogni giorno alle 18. Programma per la prossima domenica. Parteciperanno alla giornata Missione Gioventù a Lisbona. Alle ore 11 offriranno alcune dire loro per il viaggio a dare poter voi vi benedica Dio onnipotente, misericordioso, Figlio e Spirito Santo. Messe finite, andiamo in pace. Buona della sessione. 43. Andrò per la in cielo, patria mia. Maria, mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo. Al cielo, andrò per l'audì, andrò a vederla e il grido di speranza. Viaggio e dolore, all'alce, l'alce,